Amici di Gazzetta Regionale, benvenuti allo Spes Artiglio per la finale della quarta edizione della Memorial Massimo Romagnoli. Va in scena Spes Artiglio, Vigor Perconti. Aruri spazia sulla sinistra per Bidoni che punta la porta, rientra sul destro, va Bidoni, tiro deviato, Paraficetola. Ancora Aruri, in qualche modo il pallone finisce dietro per Bidoni che prova ancora la conclusione, questa volta meglio di quella precedente. Ancora Ficetola ad opporsi bene, calcio d'angolo per la Vigor Perconti, parte De Pasquale dentro per Aruri che incorna alto, terzo squillo della Vigor Perconti. Calcio di punizione per lo Spes Artiglio, va Carlo Pio direttamente in porta, il pallone che però non scende come desiderava il numero 45. Primo minuto sul cronometro della ripresa, Bruni dentro per Novellino che prende il pallone rimane lì, Mele sblocca il match, la Vigor Perconti con Mele 0-1. Calcio d'angolo per la Vigor Perconti, parte Pugliese, parte direttamente in porta, 0-2 per la Vigor Perconti, raddoppia con Pugliese, bellissimo gol direttamente da calcio d'angolo. Calcio di punizione per la Vigor Perconti, Novellino scodella dentro per Mele che spara addosso a Musco, questa volta si salva lo Spes Artiglio. Pellecchia in qualche modo per Novellino che vuole sfondare la difesa avversaria, ancora Novellino davanti al portiere, Novellino lo sbaglia e cala il tris all'8° minuto, è 0-3. Calcio d'angolo per lo Spes Artiglio, Carlo Pio mette dentro Gaetano, gira bene, prende solo l'esterno della rete però. Rimessa dal fondo per lo Spes Artiglio, qui sbaglia Gaetano, regala il pallone a Pellecchia, fa 0-4 la Vigor Perconti, forse una punizione troppo pesante per lo Spes Artiglio. Rimessa laterale per i nerazzurri, Longo davanti a Cecchini, Longo si oppone benissimo Cecchini. Finisce qui, la Vigor Perconti vince 4-0 e trionfa nella quarta edizione del Memorial Massimo Romagnoli.